Lega Calcio a 8, benvenuti al Donorione. Si gioca la terza giornata della Serie A. Si affrontano Football 8 e Professione Casa. Ruba palla il Football 8, Cardelli buono il suo lavoro, palla dentro, il tiro, la buona risposta di Turnea. Insiste il Football 8, Geana ruba palla, può andare al tiro, ci va, buona la risposta, Cardelli, non va, pallone ribattuto. Ancora Football 8, Geana, buono il numero in mezzo a 2 ed è vantaggio del Football 8, ottima azione di Geana che porta in vantaggio i suoi. Straordinario il lavoro in solitaria di Geana. Insiste il Football 8 che qui prende una brutta palla, può partire in contropiede il Professione Casa. Palla dentro, la grande risposta del portiere, non basta però. E allora è pareggio di Bartomioli, 1-1. Calcio d'angolo per il Football 8, va Buda, un tiro! Ottima la risposta di Turnea. Ruba palla adesso il Professione Casa che riparte con Pistone, serve Bartomioli, ancora palla dentro, Pistone mette dentro il gol del 2-1, grande azione in contropiede del Professione Casa che così si porta in vantaggio. Difende palla Maschietti, messo giù ed è fallo, calcio di punizione dalla battuta direttamente Maschietti, palla dentro ed è ancora una volta il gol di Bartomioli che questa volta porta sul 3-1 i suoi, prontissimo a sfruttare una punizione calciata non benissimo. Fa girare palla in difesa il Football 8, Chichi sbaglia un bruttissimo pallone a porta vuota, è un gioco da ragazzi per Maschietti mettere dentro il gol del 4-1, ma che errore di Gianluca Chichi. Non c'è più tempo, l'arbitro fischia la fine della partita, sono i primi 3 punti per il Professione Casa, prima sconfitta invece per il Football 8. Partita primo tempo tirato, sicuramente insomma, male tutte e due le squadre. Secondo tempo noi abbiamo fatto girare poco il pallone, io in primis ho fatto veramente una partita indegna facendo prendere il primo e il secondo gol, quindi chiedo scusa alla squadra, succede purtroppo, partita andata male così.